realmente il passaggio del turno è arrivato, ma non è nemmeno quello, cioè non è quella l'importanza è cercare di trovare soluzioni prima possibile per quanto riguarda il campionato, che sarà abbastanza difficile, duro e, e quindi niente, ci portiamo a casa questo passaggio, però c'è da lavorare tanto. Qualcuno è arrivato e quindi aspettiamo, però come dicevi tu siamo un gruppo che gioca da diversi anni insieme e dobbiamo solo capire che ovviamente l'eccellenza ha un passo diverso, un'intensità diversa rispetto alla promozione. Però io penso che sia noi che Accademia possiamo fare bene, c'è sempre da migliorare qualcosa e ripeto, soprattutto la condizione fisica, man mano metti partite sulle gambe e riesci a stare meglio in campo. Ovviamente l'Accademia ha fatto una buona partita, ci prendeva alti, non ci faceva giocare e quindi parecchie volte andavamo in difficoltà, parecchie volte magari mancava ancora quel pizzico di esperienza per cercare di gestire la partita, ma questo piano piano col lavoro e settimana dopo settimana cercheremo di migliorarlo. In 2 anni con i grandi riuscire a fare subito un anno di promozione abbiamo fatto abbastanza bene e ritrovarmi a fare l'eccellenza per me è veramente un motivo per cercare di lavorare, fare bene e dimostrare che comunque si può fare sempre bene e si deve fare per forza sempre bene. La nostra squadra è formata da tantissimi giovani, quindi ovviamente devono crescere e maturare subito perché il campionato, come dicevo poco fa, è difficile, è duro e non ti dà il tempo di pensare quindi devi essere subito pronto. Quindi prima li fai esordire, prima li fai giocare, prima li trovi pronti. Sono contento per il passaggio del turno, speriamo di continuare sempre così su questa striscia, però dobbiamo migliorare tanto, penso che si è visto oggi. Sono felice per il gol e speriamo di continuare così. Noi non ci siamo fatti condizionare dal risultato, abbiamo pensato solamente a essere concentrati, ci siamo dati una carica e poi ci siamo ripresi nel secondo tempo. Non so se cambierà qualcosa a livello di noi giocatori in campo, però l'importante è che continuiamo noi con questa testa e con gli allenamenti e poi tutto viene da sé. C'è un bell'ambiente, è un'esperienza nuova che facciamo, diciamo quasi tutti, soprattutto le persone a Fulgatore, quindi è una cosa nuova e dobbiamo, diciamo, essere contenti già di essere qua. Ogni partita poi ci vediamo in campo, nel senso.